Covid Point. La guerra al coronavirus passa da trincee come questa. Era il 9 novembre del 2020 quando l'ULSS Ottoberica ha aperto il punto tamponi negli spazi espositivi di un padiglione coperto e riscaldato. L'idea del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha avuto successo e oggi il Covid Point lavora con 12 laboratori e 8 punti di accesso. In prima linea un piccolo esercito formato da medici e infermieri. Gli infermieri sono più di una ventina che si turnano fra mattino e pomeriggio, garantiamo l'apertura per 12 ore al giorno, tutti i giorni, si producono oltre 1000 tamponi al giorno e quindi è un tasso di tracciabilità molto importante per avere il quadro della situazione. Ovviamente non esiste solo la fiera, ci sono altre trincee in questa guerra al Covid, come i reparti di degenza. I reparti di degenza che sono aumentati in questa seconda ondata rispetto alla prima ondata e vedono coinvolti moltissimi colleghi. Se pensiamo che noi abbiamo 400 sanitari che hanno preso l'infezione nella seconda ondata rispetto ai 125 della prima, insomma la risposta è molto molto impegnativa, perché poi sono anche, voglio dire, colleghi che si assentano dal lavoro e che devono essere sostituiti da chi resta. Quindi questa è particolarmente impegnativa questa fase per noi, come lo è stata emotivamente nella prima volta. Nella prima volta meno numeri, ma un coinvolgimento emotivo e anche di paura rispetto a questa fase molto più presente. Ora siamo più consapevoli, però l'ondata è stata importante.